Giovanni Del Ben è medico forense. Ben trovati. Avrei tanta voglia di commentare questa informazione, ma sarà la prossima volta. Magari fare degli sguardi. Sì, magari con qualche secondo in più. Ad ogni modo il medico legale e il medico forense è chiamato spesso a effettuare il sopralluogo giudiziario in caso di rinvenimento di una persona deceduta, senza ticket. La prima cosa che il magistrato si chiede è se questa è una morte per causa violenta oppure è una morte per causa naturale, e se è una morte di causa violenta, omicidio o suicidio. Diciamo che gli omicidi sono pochi, per fortuna, i suicidi sono circa 10 ogni 100.000 abitanti, vuol dire 2-3 al mese nella nostra provincia. 30 tragici gesti all'anno nella nostra provincia sono sicuramente troppi. Difficile capirne il motivo, qualche volta lo si capisce solo dopo. Quello che è certo è che hanno rilievo motivi sociali e sanitari. Altrettanto è certo che si potrebbe fare prevenzione o farne di più, però bisogna pensarci. I comuni hanno delegato all'azienda sanitaria le attività sociali e le aziende sanitarie potrebbero fare i programmi integrati. Allora vediamo quello che ha fatto l'azienda 6, grazie dell'immagine. Su 61 pagine di piano attuativo locale ho cercato la parola suicidi. Va bene, la parola suicidi sul piano locale non c'è. Togliamo l'immagine, grazie. Sappiamo però che in questi periodi, purtroppo, grazie dell'immagine nuova, c'è un sentimento che pervade e contagia troppe persone. Certo, non è una novità che la disperazione era o fosse presente ai tempi di Giotto, ed è ancora presente, anzi si aggrava. Chiedo scusa per la crudezza dell'immagine e anche per l'orario, però è di un grande artista ed è per affrontare un problema. Diamo un obiettivo in più ai nostri piani sanitari e sociosanitari, che potrebbe essere meno suicidi o, meglio di tutto, 0 suicidi. Forse non basterà, ma sarà sempre meglio che non parlarne. Giovanni Del Ben, medico forense, grazie.